korvajja. Okay? Il-kelma tgħidilna li d-dawl u d-dlam ma joqdux flimkien. Issa li titkellem inta. The word says that Ħanamlu light and translation darkness daħin. cannot be together. So the Bible says that light and darkness cannot be together. So id-dlam u dawl ma jistgħux ikunu flimkien, che la luce e il tenebre non possono essere insieme. Issa li titkellem bil-lingwi fisser li inti Mwelef mill-ġdid. mamda bl-Ispirtu Santu. To speak in tongues means that you're baptized in the Holy Spirit. Parlando nelle lingue dello Spirito significa che uno è già nato dello Spirito Santo e è ripieno dello Spirito Santo. Xi ħaġa li qatt ma stajt nifhemi kif Kristjan li ikun qisu mhux qisu ikun ippossedut bix-xitan u xorta jibqa' jitkellem bil-lingwi. Something that I couldn't understand is how a Christian is possessed by the devil and still speaks in tongues. Ok. Naraw ma hekk jinħelsu. Non mi sono mai riuscito a capire perché abbiamo visto anche cristiani che li vediamo ricevere liberazione da demoni, da spiriti maligni, mentre noi sappiamo che loro sono cristiani e anche parlano nelle lingue. Come può essere questa cosa? How can this happen when you see Christians who are being delivered? They are supposed to be born again and filled with the Holy Spirit and even speak in tongues. Kif jista' jkun narawhom l-istess mistoqsija? Okay, this is a very good question as well. Din hija mistoqsija tajba wkoll. Questa è una domanda bellissima. Allora, andiamo nella Bibbia. Jemmorru fil-Bibja. Guardiamo nella Bibbia. Ħarsu fil-Bibja. Perché Dio ha già dato la risposta. Għax Alla ġa tagħkom ir-risposta. Amen, alleluia. Allora, primo Tessaloniki. Fl-ewwel Tessalonkin. First Thessalonians, capitolo 5. Kapitlu 5. Capitolo 5. 22. Now may the God of peace himself sanctify you completely. Ok, in italiano. U Alla taslima qaddiskom f'kollox. Or l'Iddio della pace vi santifichi. Sottolineate, underline, santifichi. Sanctify you. Għamlu line fuq qaddiskom. Santifichi egli stesso tutti interi. U jżomkom sħaħ bla mit-tifsa. Now listen to me. So we already know that this is a work of God. Diġà nafu li dan huwa xogħol ta' Alla. Questo un'opera di Dio. So, sanctify you completely. Allora, May qaddiskom your f'kollox. whole spirit, U l-ispirtu, soul, ruħ and body u l-ġisem be preserved blameless jiġi preservat bla at the ktija. coming of the Lord Jesus Christ. Meta bla teba ma jiġi sidna Ġesu Kristu. Allora, e sia conservato intiero il vostro spirito, uno, L-ewwel ħaġa l'anima, l-ispirtu due, tagħkom, ruħ e il corpo, tre, u l-ġisem. It-tielet ħaġa. senza biasimo all'avvenimento del Signore nostro Gesù Cristo. Sa ma jiġi sidna Ġesu Kristu. Did you notice that? Qed natawa di. When you're born again, Meta tiġi mwilda mill-ġdid. Colossians chapter 1 verse 20 and 21, Kolossin kapitlu 1 vers 20 u 21. John chapter 3 Ġwanni kapitlu 3 from verse 1 minn vers 1 through 7, sa 7. 2 Corinthians chapter 5 It-tieni Korintin kapitlu verse 5 17. vers 17. You are a new creation. Intom kreazzjoni ġdida. Sei una nuova creazione. You are a child of God. 1 John chapter 3 verse 1. Now you are a child of God. Issa intom u li Alla f'Ġwanni. Ora, adesso siete figli di Dio. 1 Corinthians chapter 3 16 and 17. L-ewwel Korintin kapitlu 3 16 sa 17. 1 Corinzi 3 16 e 17. 1 Corinthians chapter 6 19 through 20. 1 Corinzi 6 19 e 20. L-ewwel Korintin 6 Ora 17. siete il tempio di Dio. Issa intom it-tempju ta' Alla. Ora Dio vive in voi. Issa Alla jgħix fikom. Now you are the temple of God. Now God lives in you. Now
Issa Alla jgħix fikom. Now you are born from heaven. Issa intom imwielda mis-smawiet. Ora siete nati dal cielo. I have a whole book. It's called Nato di Nuovo. Għandi ktib sieħ. Born from above. Twilit mismawit. Morru aqraħ sew. Okay. Now. Issa. But which part of you? Imma liema parti minnek? Quale parte di te? Lo spirito, l'anima, L-ispirtu, o ir-ruħ. il corpo? Jew Quale il-ġisem. parte di te è nata di nuovo? Which part of you is born again? Liema parti minnek imilda mill-ġdid? La risposta è, The answer is. la risposta è, siccome noi siamo tre, Jekk aħna din fit-tlieta, solamente we are in three. lo spirito è nato di nuovo. l-ispirtu ġie mwiegħed mill-ġdid. L-spirito biss imwieled mill-ġdid. The spirit is born again. Infatti c'è un versetto che è potente. There's a really powerful verse. Hemm vers vera qawwi. Romani 8:10. Romans 8, In Romans 11. 8:10. Romani 8, 10. Romans 8:10. Let me read this to you. Ħanaqralkom dan. This is the true good gospel. Dan Questo è il huwa- Vangelo troppo chiaro, troppo buono. Dan Vangelo. il-Vanġelu tajjeb wis. And if Christ is in you, Jekk Kristu jammar fikom, okay? Though the body is dead because of sin, għalkemm il-ġisem u mejjet minħabba fid-dnub, yet the spirit imma is l-ispirtu life huwa jagħtikom because of righteousness. imma l-ispirtu hu ħajjitkom minħabba ġustizzja. E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto per lo peccato, ma lo spirito è vita per la giustizia. So, the Spirit of God dwells in your spirit. L-ispirtu talla jammar fl-ispirtu tagħkom. And it's difficult, although you can distinguish them, you can't separate them. Diffiċli, imma l-volja tista' tkun taf bejnietom, Tiddistingwi- distingwi bejnietom huma differenti. U ma diffiċli biex tissaparò. Because you have received a new spirit. Għax intom irċevejtu spiritu ġdid. And that spirit came from God. U dak l-ispirtu ġi minn Alla. Perché noi adesso che siamo nati di nuovo abbiamo ricevuto un nuovo spirito, quel spirito viene da Dio. È per questo che tu ti chiami santo. Għalhekk intkom tiġu msejħa qaddisin. For this reason we are called saints. Because our spirit is sanctified. Għax l-ispirtu tagħna ġie mqaddes. The spirit in us is the same spirit that God is. L-ispirtu ġo fina huwa l-istess spiritu li Alla hu. Lo spirito che è in noi è lo stesso spirito di Dio. È difficile distinguere, però è difficile separare, però li puoi distinguere perché c'è lo spirito di Dio in me e poi lo spirito di Dio. No, Diffiċli biex tissaparhom. sono uno però. Imma huma ħaġa waħda. They are one. It's hard to separate them, although you can distinguish them. 1 Corinthians chapter 6 verse 17, he that is joined unto the Lord is one. F'Korintin dak li huma Spirit. qut ma' Alla huwa spiritu wieħed. Lui chi è giunto al Signore è un spirito, un solo spirito con Dio. Come posso capire con questo cervello? How can Kif I nistgħu understand this nifhmu għal with this brain? b'dan il-moħħ. So practically, the answer is, I'm giving you a long answer, right? Ħantikom risposta twila, ok? Vi sto dando questa domanda un po' lunga perché voglio che voi capite, I want you to understand Iridkom tifhmu. that when you say I'm a Christian, Meta intom tgħidu li jiena Kristjan, the part of you that is Christian is your spirit. il-parti li minnkom li intom Kristjan huwa l-ispirtu tagħkom. La parte che sei cristiano è lo spirito in te, il tuo spirito è cristiano, è di Cristo. E la carne è di questo mondo, è per questo che non entrerà nel regno. Il-ġisem għadu ta' din id-dinja għalhekk ma jistax jidħol fis-saltna talla. For this reason, the Bible says that this body is the body of sin. The Bible says il-Bibja How tgħid li many dan of il-ġisem ta' you dnub. wanted to sin? Lift up your hand. Kemm minnkom irridtu tidinbu? Now don't be sanctimonious and with me. Now, I'm not telling you wanted to kill somebody, but maybe you wanted to say something like, Mhux
Mux qed ngħidilkom li trid toqtlu xi ħadd, imma forsi rid tajdu xi ħaġa Maybe bil-sinkom. you wanted to eat some extra cake. Jew rid tiklu xi naqra cake żejjed. Maybe you wanted to see something that you Forsi- know it's not good to see. Forsi taraw xi ħaġa li tafu li m'għandkomx. How many of you still had that want in you? Kemm in your intkom kelkom body? dik In your body. dik Come on, be l-aptit. honest. Kunu onesti. Otherwise, I'm going to worship you Għax right inkella now. ħanqimek issa stess. But why did you not do it? Għalix ma miltix? Għalfejn ma mitriex. Perché non l'hai fatto? Perché il tuo spirito Għax è fl-ispiritu più tiegħek grande colui che è in ikbar dak li hu te che è più fik di quello che è minn dak li fuori. hemm fid-dinja. Alleluia. It's bigger the one that's on the inside of you than the one that's in the world or outside, because now your spirit is bigger and it has dominated your body. Għax That's why you no l-ispiritu longer ikbar. fleshly rule. U domina l-ħajtek, u domina l-ispirtu tiegħek. È per questo che adesso che quando sei cristiano che cammini per lo spirito, adesso il tuo spirito domina sulla carne. Għalhekk issa l-ispirtu tiegħek jiddomina fuq il-ġisem. Allora noi abbiamo molti cristiani nella chiesa Għandna ħafna Kristjani fil-Knisja. che non posso parlare per ognuno di We have loro. many Christians in the church. We can't talk for everybody. Ma nistax ngħid għal kull wieħed minnhom imma ħanidu ħafna minnhom huma Kristjani. Many of them are Christians, Imma huma karnali. but they're carnal. Jiġifieri jħallu il-karne tagħhom, Ħallu il-flesh tagħhom l-ġisimhom. imexxihom, They leave their flesh lead them, mhux l-ispiritu jmexxihom. not the spirit leading them. U jekk iħallu il-flesh jmexxihom, If they leave the flesh if lead they them, let the flesh lead them, se lasciano la loro carne che li guida, diventano jisiru la colazione, breakfast, lunch, what is it? Pranzo e la cena del or diavolo. dinner. Ogni giorno. Devil's dinner. Perché sai che ha detto Dio nel giardino? Che Għal Alla al fil-ġdien. diavolo. L-xitan. That God said to the devil in the garden, He said, all the dust you shall eat all the days of your life. Trab ħatikol tul ħajtek siħa. Do you realize now that you're Satan's lunch when you walk in the flesh? Qed tifmu issa li intom ħajiklok satana meta timxi fil-ġisem. What are you made out of? Minn xiex mamul inti. What can the Mit-trab. devil oppress? X'jista' joppressa xitan? What can the devil take over? X'jista jieħu over Flesh. xitan? Il-ġisem, Your flesh is his lunch every day. ġismek huwa dak li jista' jiekol kuljum. Vabbè? So, la nostra carne Ġisimna è la colazione, la cena, il pranzo del diavolo ogni giorno. huwa l-bufeta tax-xitan. Perché Dio disse al diavolo nel giardino dopo la caduta che sulla tua pancia andrai tutti i giorni della tua vita e polvere mangerai tutti i giorni. Noi siamo messi di polvere. Ti repeti bit-Taljan. Noi siamo fatti di polvere. È per questo che il diavolo cerca di dominarti non per mezzo del tuo spirito, ma per mezzo della tua carne. Romani 7. Għalhekk ix-xitan jiddomina mhux l-ispirtu tiegħek imma ġismek. Romani 6. Setta. 7, Romani Okay? 7. That's why, so the devil wants to use your flesh to dominate your life. Ix-xitan qed juża ġismek biex And that's what jiddomina Paul ħajtek. says. Hekk jgħid Pawlu. He says this flesh Jgħid dan il-ġisem is wicked. huwa ħażin. With my heart, B'qalbi I want to serve God. irrid naqdi lil Alla. With my flesh, B'ġismi I want to do some wicked stuff. irrid nagħmel affarijiet ħażina. And every day I choose. Ma kuljum nażel. Con la tua carne, B'ġismek ognuno di noi abbiamo il desiderio di fare cose che sono brutte nell'occhio di Dio, agli occhi di Dio. irridu nagħmlu affarijiet li huma koroħ fajnej Alla. Però ogni giorno noi dobbiamo fare decisione. Ma kuljum irridu nagħmlu deċiżjoni. Immediatamente quando mi alzo alla mattina, Meta nqumu fil-għodu l-ewwel ħaġa, as soon as I wake up in the morning, I choose. nażel. I set my day. I'm going to serve God. Nibdi l-ġurnata tiegħi jiena ħanaqdi lil Alla. Ogni volta che mi alzo, io decido la giornata e ancora di nuovo decido, oggi voglio servire il Signore. È una decisione che io prendo. It's a decision I make every Hija day. deċiżjoni li nagħmel kuljum. So people who have been filled with the Spirit,
Nies li ġew and mimlija that bl-Ispirtu they are Santu born again, li huma mwilda mill-ġdid. and sometimes we see them getting delivered from demons, U xi kultant tarawhom jinħelsu mix-xjaten. it's because they gave an invitation to the devil. Dawn taw invitazzjoni lix-xitan. Now, there are people who are new in the Lord. Hemm nies li huma ġodda Ci sono quelli che fil-mulej sono ancora nuovi nel Signore, che appena che sono nati di nuovo, li alla volja ġew mill-da mill-ġdid. the moment they are born again, cominciano a ricevere liberazione. They Jibdew start jirċievu receiving l-ħelsien. freedom. That's because they're getting set free in the area of the soul and in the area of the flesh. Għax of the din body. jinħelsu mill-parti tar-ruħhom u minn ġisimhom. Amen. La ragione è per quando uno è nato di nuovo, adesso comincia una battaglia. Prima non c'era. Meta titweled minn ġdid tibda battalja qabel ma kellekx. Before, when you're born again, now a battle begins. Before there was no battle. You belonged, all of you, to the devil. Qabel ma kien hemmx battalja kontu tax-xitan diġà. Prima appartenevi interamente al diavolo. Adesso comincia una battaglia perché adesso il tuo spirito comincia a dominare le altre due aree, la carne e l'anima. Allora, la maturità Allura l-maturità ci insegna per mezzo alla parola di Dio, titgħallem li tieħu l-kelma talla, meditando la parola di Dio, timmedita fuq il-kelma talla, obbedire alla parola di Dio. tittobdi l-kelma talla. The Bible teaches us that as we continue to mature, meditating upon the Word of God, obeying the Word of God, we start becoming sanctified, delivered Nibġew niġu mqazza in the area of the meħlusa flesh fil-parti tal-ġisem and in the area of the soul. u l-parti ta' ruħna. In the area of the soul, many Ġew of ruħna, us, ħafna minna, actually all of us, kollha kemm we aħna. come with many pains, Niġu b'ħafna many frija, scars. ħafna uġuħ, When somebody is weġat. delivered, Meta xi ħadd jiġi meħlus, just because he's now Christian, għax issa sar Kristjan, those scars don't get automatically healed. dawk il-weġġat ma jiġux awtomatikament In the area of the soul, fil-parti tar-ruħ. in the area of the spirit, you're completely perfect and new. Fl-ispirtu inti perfettu ġdid. Nell'area dello spirito sei perfetto perché sei nuovo in Cristo, però nell'area dell'anima ci sono ancora molte ferite che tu devi guarire passo dopo passo. Pass pass tittamilhom Per dawn. mezzo meditando la parola di Dio, obbedendo alla parola di Dio. Ovviamente ci sono altri passi che puoi prendere, per esempio digiunare, pregare e ricevere preghiera. You can also fast, you can pray more, you can Tista' start, ssum u you receive titlob. prayer. Tirċivi t-talb. Ok? La sfera dell'anima, ok. Okay, you understand now, guys? So yes, I've seen. Tifmu? Listen, what our sister said. How can you see somebody who's Christian? Oħna qalet, They pray in tongues kif tara Kristjani jitolbu bl-ilsna. and then they get delivered. U mbagħad jiġu meħlusa. Where does tongues come from? Minn fejn tiġi il-don From your tal-ilsna? spirit. Mill-ispirtu. Come possiamo vedere qualcuno che è nato di nuovo, parla nelle lingue e poi li vediamo manifestare? Kif qed naraw xi ħadd imwieled mill-ġid jitkellem b'lingwi mbagħad manifesta. Perché le lingue dello spirito, Għax il-lingwa tal-ispirtu come proprio è detto, vengono dallo spirito. ġejja Non mill-ispirtu. dall'anima o dalla carne. The gift of tongues is coming from the spirit. That's why I can speak in tongues and I can cuss later. Għalhekk jiena nista' nitkellem bl-ilsna u nidaj wara. Now, I'm not encouraging you to do that. Mhux qed ninkoraġġikom biex tagħmlu hekk. Ok? È per questa ragione U għalhekk għal dar raġuni, che uno può pregare nelle xi lingue, ħadd jista' jitlob bl-ilsna, però pochi minuti dopo bestemmia. ma ftit wara jidaj. Il bestemmia viene dalla carne o dalla mente non rigenerata. Li tidaj Non tiġi rinnovata. mill-ġisem u l-moħħ li ma Le ġiex lingue vengono riġenerat. dallo spirito. Il-lingwi tiġi mill-ispirtu. Però in Giacomo capitolo 3 la Bibbia dice: Ma ġewwa Ġwanni, fratelli capitolo miei, 3, queste cose non devono essere così. Ħuti m'għandnax għalfejn nagħmlu James dal-affarijiet. chapter 3. Brothers and James. sisters, these things should not be. Amen. M'għandnax nagħmlu dal-affarijiet, ħutna.